Il Veneto sta tornando alla normalità, ma per lungo tempo i veneti dovranno convivere con mascherine, guanti e igienizzanti. Lo conferma il presidente Luca Zaia, che avverte: la mascherina, siccome ci arrivano tante richieste, non è che l'uso della mascherina cesserà di esserci da metà giugno o da fine giugno. Vorrei spiegare che il tema del dispositivo, soprattutto il distanziamento sociale, l'igienizzazione delle mani e la mascherina ci accompagnerà ancora per dei mesi. Quindi vorrà dire che, come accadrà a livello nazionale, la mascherina sarà obbligatoria all'interno dei locali chiusi e obbligatoria all'aperto solo nella condizione in cui ci sia assembramento. Lo ripeto, la nausea, che so, la coda fuori dal supermercato, fuori da un negozio, piuttosto che ogni forma di assembramento. Zaia conferma che è in arrivo una nuova ordinanza legata a quelle attività che non sono ancora ripartite e che potrebbero tornare in pista a partire dalla metà del mese. Il cinema, gli spettacoli in generale, i teatri, le discoteche, le sagre, le fiere, insomma le sale gioco, i casinò, insomma tutte quelle strutture che ancora sono chiuse.